Devo dire che questa basilica è uno di quei posti magici a Cagliari. Faccio un piano solo perché da moltissimo tempo volevo in realtà sviluppare questo progetto, però l'occasione è venuta dal fatto di rimanere a casa tanto tempo, non poter provare con nessuno e alla fine potevo provare solo con me stesso e quindi è venuto finalmente il momento di preparare questo lavoro nuovo. Questa è la mia terza partecipazione a questo festival, quindi sono quasi un veterano. D'altra parte, lavorando quasi esclusivamente in Sardegna, ai jazz in Sardegna io sono presente, fuori dalla Sardegna un po' meno. Ecco.